i progetti arrivano all'ultimo perché tutti i tempi sono estremamente ristretti, no? Quindi ci sono tutta una serie di problemi che, causati dalla fretta, dal correre, dal non affrontare nel modo dovuto i vari problemi, che causano poi una serie di difetti. A questi difetti in genere si ricorre con soluzioni tampone e la chimica aiuta moltissimo in questo. E quindi diciamo che c'è un mondo di additivi, no, per costruzioni veloci. Allora, per esempio, nel cemento armato, diciamo, la buona prassi del cemento armato richiederebbe che il cemento segua una sua maturazione naturale da quando viene gettato il pilastro, il muro, la soletta qua sopra, dovrebbe passare 28 giorni perché faccia presa. Nessuno più può aspettare 28 giorni, no? Ma nel giro di 3 giorni, 4 giorni al massimo, i casseri vengono smontati e si passa al piano successivo. E questo perché? Perché si può ricorrere a una serie di additivi che velocizzano i vari processi chimici. Questo di per sé non è un male, solo che una parte di questi additivi sono poi dannosi per chi ci andrà ad abitare, no? Si usano derivati della nafta, il naftene, per rendere l'impasto più plastico, ma questa poi piano piano diciamo, evapora e quindi i vapori di questo finiscono all'esterno. Si usa la formaldeide sempre per questioni di velocità e di fluidità di impasto. I casseri vengono smontati e vengono sciacquati direttamente in cantiere, quindi tutti quegli additivi poi finiscono nei dintorni della casa. E quindi ci sono tutta una serie di questioni che fino adesso sono state sottovalutate. Di per sé non è che voglio creare panico adesso, però è per far vedere come diciamo, tante cose vengono prese sotto gamba, insomma, no? E la domanda è cosa succede quando un numero imprecisato di sostanze chimiche, anche in piccole quantità, si mescola nell'ambiente in cui viviamo. Il problema è quello del cocktail, il cocktail di tante cose che magari in sé sono piccole quantità, ma mescolate poi diventano un cocktail tossico o qualcosa di pericoloso, un qualcosa di cui poi non diciamo è molto difficile capire che quello lì è la causa di una serie di sintomi, di allergie, di malesseri che poi abbiamo nella casa. E su questo appunto io poi insomma, mi avviavo a conclusione, appunto portavo, come è stato detto anche nell'introduzione, l'esempio poi delle pitture. No? Ecco, le pitture, anche le pitture moderne sono proprio per un fatto di accorciare i tempi o di risolvere problemi tipo muffa e così, sono caricate con molti additivi. Le pitture in sé sono fatte di 3 elementi, no? Un pigmento, una colla, un collante di un qualche tipo e un diluente. Allora, la tempera tradizionale è fatta come pigmento, sono delle terre, degli ossidi che venivano trovati, diciamo, di cui c'è una lunga tradizione. Come collante poteva essere caseina, poteva essere uovo, poteva essere mille altre cose, e il diluente era l'acqua. Ovviamente questo parliamo di 100 anni fa, oppure la calce, sempre come elegante, eccetera. E anche diciamo, i pigmenti vecchi, antichi, avevano problemi. Per esempio il bianco era usato la biacca, cioè il carbonato basico di piombo, che è velenoso. Il giallo di Napoli, che è un colore famoso che c'è in tutti i quadri del Rinascimento, anche quello ha piombo al suo interno. Però diciamo che erano
quantitativi minimi, no? E quindi probabilmente causa anche allora di qualche malanno, ma non erano, diciamo, non entravano in sinergia con tutta un'altra serie di prodotti che invece oggi abbiamo. E quindi il problema, diciamo, che le normative non affrontano sono gli effetti di sinergia, come i vari prodotti possono entrare, anche l'inquinamento stradale con gli additivi che ho nella pittura, quale effetto fa? L'azione è ritardata nel tempo, bassi livelli di tossicità, cioè un qualcosa che viene anche studiato e definito come bassamente tossico. Ma cosa significa bassamente tossico? No? Magari a me fa male, oppure quel poco di tossicità sommato ad altri diventa pericoloso. Ebbene, e niente, tutte queste considerazioni per poi arrivare, così come conclusione, prima sono stati nominati i composti organici volatili, no? Che sono poi queste sostanze che, evaporando dalle pitture, finiscono nella nostra casa. Dal 2006 c'è una normativa, no? E questa normativa prevede dei valori minimi, cioè non zero, no? Ma un minimo che viene ritenuto sopportabile dall'organismo. Ci sono però alcune cose interessanti che fanno capire come queste normative spesso non sono dettate esclusivamente da, diciamo, criteri di salute, di garantire la salute ai cittadini, ma sono probabilmente frutto di pressioni di varie lobby e vari interessi privati. Perché dico questo? Perché la norma dice che dal 1° gennaio del 2007, in forma transitoria, fino alla fine di quest'anno, il livello di una pittura per interni può diciamo, evaporare 75 grammi per litro, no, di questi composti organici volatili. Se è col solvente ad acqua, se però è col solvente sintetico, no, può avere 400 grammi. No? Allora io dico, ma com'è che, cioè, il solvente ad acqua, voi mi dite che non mi fa male se ha 75 grammi per litro, e un solvente sintetico posso benissimo sopportare 400 grammi per litro. No? E dall'anno prossimo poi invece passano a 30 grammi per litro tutti. Allora dico, ma allora per 3 anni posso prendere 75 grammi e poi invece dall'anno prossimo no, sono 30. Cioè, voi capite che c'è una contraddizione, no, in questo. Per non parlare poi tra vernici lucide e opache, perché le vernici lucide invece posso per sempre sopportare 100 grammi per litro. No? Allora, perché a me piace la vernice lucida, la pittura lucida in casa, e devo prendere livelli molto più alti di COV, di composti organici volatili. Questo per far capire come, no, diciamo, la normativa non è che ci difende in pieno. Quello che interessa è che indica che c'è un problema, ma poi è nella scelta, no, che è molto difficile, però diciamo che questi sono valori che sulle etichette dei prodotti, per esempio delle pitture, devono essere dichiarati, no? E quindi obbliga in qualche modo un cittadino a diventare consapevole, perché di fatto sì, come ho detto, voi potrete avere ancora in commercio l'anno prossimo pitture che hanno una differenza di 3-4 volte di emissione di sostanze nocive. Ecco. Purtroppo nel libro questa parte qua c'è solo un discorso generale sui composti organici volatili, perché la normativa è uscita che il libro era già stampato, ma comunque niente, quindi io concluderei riprendendo appunto così alcuni punti. La casa sostenibile
è una casa intelligente, collegata in rete, autoproduce e scambia alla pari l'energia di cui ha bisogno, e come internet scambia informazioni. Diciamo che la casa può scambiare energia. E ancora, la casa sostenibile è una casa che non pesa sull'ambiente, non contiene sostanze potenzialmente dannose, quindi c'è un principio di precauzione, no? Quindi non è necessario, diciamo, che un prodotto nuovo, no, dovrebbe essere testato. In verità non viene testato solo dopo un certo periodo o dopo una serie di denunce di casi di intossicazione.